Vogliamo parlare con il cliente. Cos'è che va di moda quest'anno? Cosa comprate di bello? Stivali, cappotti, maglioncini. Si è trovata bene qui al centro commerciale La Fornace? Sì, benissimo, però è la seconda volta che vengo qui. Di dove è lei? Milena. Cosa deve comprare? Vuole comprare? Ma magliettine, pantaloni, profumi, un po' di tutto. Un po' di tutto, si è trovata bene allora? Sì, benissimo. Carmela, la gente com'è? Compra quest'anno oppure si limita solo? Compra. Compra. Quali sono i colori che vanno di moda quest'anno? Signora, a quanto pare lei ha un paio di scarpe, il rosso. Alcuni si lasciano andare di più, alcuni si trattengono. No, però comunque sta andando bene. E la moda di quest'anno qual è per quanto riguarda le scarpe? Tacchi alti, zeppe, stivali, tanti stivali, uomo tutte sneakers. Erika, hai fatto pure tu i regalini? Sì. Cosa hai regalato? Non si può dire, va bene. Qui invece abbiamo la commessa alla quale chiediamo quali sono i colori che vanno di moda quest'anno, per esempio. Il viola va sempre di moda. È il colore dell'anno il viola. Ah, il viola è il colore dell'anno. E la gente spende, signorina? Sì, spende sempre. Ah, spende sempre? C'è crisi, fidatevi. Ah, allora non c'è crisi. Non ce n'è. Vi siete trovati bene quell'interno del centro? Assolutamente sì, non è la prima volta che veniamo qui. Venite voi da? Da Villalba. Scarpe, giubbotti, tute, tutte le firme abbiamo. E i colori che preferiscono invece? I colori il rosso, come le donne, l'amore. Il rosso, segno l'amore, il sì. rosso, l'amore. Allora signorina, cosa vendete voi di particolare in questo negozio? Da giacche, pantaloni, magliette femminili a giubbottini maschili, maglioncini, di tutto e di più. E per quanto riguarda i ciliegi ci sono molte case qui nelle zone? Sì, oggi la celiachia diciamo che sta andando in espansione perché è un'intolleranza particolare. Considera che il 50% è un'intolleranza non visibile, si scopre col tempo a causa di uno stress, quindi ci sono molti casi di celiachia non ancora diagnosticati. Noi abbiamo tutto per la casa, arredamento completo, parliamo di cucine scavoline, lube, arredamento per la casa in genere. Quali sono i colori che vanno di moda quest'anno per quanto riguarda i divani? Andiamo sul bianco e nero di tendenza. Buonasera Dolcetà, lei mi sembra un po' grandino per comprare qualcosa per lei. Regalino. Ah, non è per lei allora? No. È per qualche suo parente? Un amico. Il viola. Pure il viola ai bambini? Il viola, ci sta torturando il viola. La gente compra in questo periodo natalizio, non compra? Sì, compra, qualche regalino l'ha fatto, tipo. Di dove siete? Roccapalombo. Roccapalombo, siete venuti a fare qui compere al centro commerciale? Sì. Più che un signor Babbo Natale, una signorina Babbo Natale. Ma come hanno fatto a vestirla da Babbo Natale? Con le mani. Così bellina, hanno vestito da Babbo Natale. Lasciati inebriare dal profumo di Glicine Profumerie. Una cosa signora, la gente compra? Perché si dice in giro che c'è crisi? Ma devo dirle che c'è crisi, però per i pensierini ci pensano tutti quanti puntualmente in base alle disponibilità chiaramente della famiglia, però vedo che comprano. Quindi la gente compra profumi perché i profumi servono, giusto? Certo, servono per la cura del proprio corpo, perché ci si sente bene, per coccolarsi, perché ogni tanto ci vuole. E comprano anche per fare regali a quanto pare. Soprattutto per fare regali, piccoli pensierini, però sa, una cremina, un profumino, una pinzetta, sì, una qualsiasi cosa, però comprano. Questo negozio come si chiama? Questo negozio è un franchising che si chiama Henry & Sons. Siamo molto specializzate sulla camiceria e comunque anche sull'abbigliamento, su un total look completo. Buonasera all'Isola dei Balocchi, qui vediamo persone un pochettino più grandi, però il bambino. Ciao, scusami, ti piace questo negozio, vero? Sì. Un'altra bimba, ciao bella, ciao, come ti chiami? Gioia, Little Pony. Little Pony, bellissimo, complimenti, auguri, ciao. Dei giochi per le mie sorelle. Ah, per le tue sorelline, questa è tua sorellina? Sì. Come si chiama? Giusy. Ciao, come stai? Bene. La signora commessa ci spiega cosa comprano i bambini di solito. Magari i maschietti o le femminucce? I maschietti, Ben 10, Bakugan, femminucce Hello Kitty. Ah, è venuto a fare un giro qui all'OVS, ancora non ha comprato. In ritardissimo tra l'altro, perché l'ultimo giorno comunque meglio di niente. Di dove è lei? Di Bivona. Ci sono le vetrine fatte col viola, va il rosa, va un grigio che è il classico, il nero.
Ci stiamo Quest'anno va provando. di moda il viola, mi hanno detto qui in commesso, Sì, anche sì, per gli sì, uomini, infatti lo vedo in da tosse. effetti. Vestiamo uguali sia donne che uomini quest'anno. La moda è uguale per tutti, da Mussomedi. Me le giro. Poi la gente compra questa è comprata. Sì, moltissimo. Di dov'è lei? Di San Biagio Platani, ma abito qua. Sì, comprano tanto. Comprano tanto. Secondo me comprano più di noi grandi, può essere? Può essere. La gente compra a quanto pare, vero? Credo di sì. Comprate pure voi, no? Già fatto. Sei venuto a fare la spesa con la mamma? Bravo. Ciao. No, una curiosità, cosa fate domani per pranzo, visto che è Natale? Il solito pranzo natalizio. Sarebbe? Si inizia con un antipasto, poi un primo, il solito primo magari di pasta a forno. Il tacchino, insomma, carne, arrosto, l'arrosto, le lasagne. Cosa compra di solito la gente per Natale? Di tutto. Di tutto, per esempio? Panettone e tutto, carne, pesce. Vieni qua, come facciamo? Vieni qua. Tanina, vieni qua. Ovviamente possiamo fare la colletta. Cinque, sei. Cosa compra la gente quest'anno? Si è andata a chiudere in bagno la signorina. Signorina, buonasera. Siamo di Generazione Non Stop. Queste sono le mie colleghe. C'è l'ottico qua che... Ah, signore Ottico, buonasera. Buonasera, lei si chiama? Se una ragazza se la tira, come bisogna comportarci noi uomini per conquistarla? Non a tutti. Mi è concessa una parolaccia? Cosa va per la maggiore? Puoi cancellare? No, per favore, dai. Che magari mangia lei, cucina lei. Io non cucino né mangio. Ah, non cucina e non mangia. E ora ne parliamo poi con la direzione. Comunque buon lavoro e arrivederci. Ringraziamo e buon Devo lavoro. lavorare, scusate, se potete appropinguarvi fuori. A me mi manca qualche gradino di vista. Che faccia? Non gradino quello che si sale, un gradino di vista. Come... Se vuole le possiamo fare un esame. Sono vostri o regali che dovete fare amici? È troppo curioso siete, no? Sono vostri. Che dite curiosamente? A lavorare, forza.